Buongiorno. In piedi a voce alta deve leggere la dichiarazione che è scritta su quel foglio con cui si impegna a dire la verità senza... Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi. Grazie. Lei si chiama Alberto Zangrillo? Sì. Dove è nato e quando è nato? Sono nato a Genova il 13 aprile del 1958. Ed è residente? A Missaglia, in provincia di Lecco. Via? Dei Caduti 5. Prego. Grazie Presidente. Buongiorno professore. Buongiorno. Che professione svolge lei? Medico. Medico. Senta, lei conosce il Presidente Berlusconi? Sì. Sì, per ragioni professionali? Sì, lo conosco e l'ho iniziato a conoscere esclusivamente per ragioni professionali. Da quando lo conosce? Dal novembre del 2002. E svolge la sua attività quindi come medico curante dell'onorevole Berlusconi? Sì, io lavoro in un ospedale di Milano, lavoro in regime di extramoenia, quindi mi è consentito di esercitare anche al di fuori del perimetro del mio ospedale e in questo senso mi occupo della salute del signor Berlusconi. Senta, lei ha avuto modo di frequentarlo in maniera... cioè, l'ha frequentato quanto? Spesso? Non spesso? Cioè, quanto l'ha frequentato? Ma progressivamente sempre più frequentemente, quindi devo dire spesso. Negli anni 2009-2010 in particolare? Beh, spesso, nel senso che se vuole dettaglio anche. No, se magari potesse dire al Tribunale qual è la sua indicazione come spesso, cioè certo. Settimanalmente, mensilmente, quotidianamente. Allora, poiché io vivo e lavoro a Milano, ho la consuetudine di fargli visita per accertarmi di volta in volta di quelle che sono le sue necessità dal punto di vista sanitario, o verso i fini della settimana o durante i weekend o nella giornata di lunedì e martedì. È difficile che ciò capiti durante la settimana, ecco. A meno che non ci siano... La domanda dell'avvocato era: tutte le settimane accade questo? Praticamente sì. Grazie Presidente. Senta, professore, lei ha avuto modo di partecipare a riunioni conviviali, a pranzi, cene con il Presidente Berlusconi? Sì. Sì. La interrompiamo un secondo, professor Zangrillo. Lei ha nulla in contrario ad essere ripreso, perché abbiamo visto per i giornalisti presenti, prima di riprendere i testimoni, dobbiamo accertarci che siano consenzienti. Mi rimetto alla sua decisione, io non ho nulla in contrario. La decisione è sua. Va bene, d'accordo, grazie. Prego. Grazie Presidente. Senta, lei ha partecipato anche a delle cene, a dei dopocene con il dottor Berlusconi? Io ho partecipato a cene con il dottor Berlusconi inerenti alla mia professione, quindi praticamente delle cene informali, delle cene in cui non era previsto un particolare dopocena, ecco. Lei ha avuto modo di partecipare o di passare quando c'erano delle cene invece informali con la presenza di giovani ragazze, di amici del dottor Berlusconi? Ma allora, poiché solitamente io non è detto che debba essere annunciato, perché il dottor Berlusconi sa che se passo per motivi strettamente inerenti alla mia professione. Mi è capitato di passare anche in concomitanza con cene a cui evidentemente non ero invitato e a cui non ho partecipato.
E a queste cene vi erano ragazze, chi c'era? Diciamo che fondamentalmente a queste cene io transito di solito appunto da un accesso che è quello della cucina di servizio, per cui in ordine di proposizione vedo personale di servizio, personale di sicurezza, e mi è capitato di vedere anche persone di entrambi i sessi e di età le più disparate. Anche persone minorenni? A parte familiari e quindi figli della figlia del dottor Berlusconi, non mi sembra assolutamente di aver mai potuto apprezzare la presenza di minorenni. Ne è capitato di scendere anche nel locale discoteca, musica, quello che c'è sottostante nella villa? Un paio di volte, forse 3, per raggiungerlo, perché appunto non essendo, come dire, annunciato, mi toccava raggiungerlo ed ero accompagnato dove si trovava, quindi a volte in uno studio, e mi è capitato un paio di volte di appunto fare i piani di servizio per recarmi nel locale sottostante. In questi casi che lei abbia potuto vedere, il dottor Berlusconi era da solo con gli ospiti o c'era personale? Che io mi ricordi c'è sempre personale. C'è sempre. Intende dire personale di servizio? Personale di servizio, sì. Sì, tra l'altro sono sempre stato accompagnato. Da chi è che veniva accompagnato? Da chi capita, quello sempre che... da persona di servizio, sì, da sì, persona sì, di sicurezza, da qualcuno? Quello che comunemente viene definito il maggiordomo. Ho capito. Senta, ha potuto notare situazioni particolari, particolarmente correlati a momenti di natura sessuale durante queste riunioni? No, assolutamente no, in mia presenza no. E ha potuto vedere se c'erano delle ragazze o vestite in maniera diversa dall'usuale, o in vestiti particolarmente succinti? È ovvio che io queste cose le ho lette, ma in mia presenza non ho mai potuto verificarlo personalmente. Io non ho nessun'altra domanda, grazie Presidente. Il codifensore si è allontanato e diamo quindi la parola per il controesame alla pubblica accusa. Prego. Nessuna domanda, Presidente. Le 2 o 3 volte che è sceso nel locale sottostante, che l'avvocato ha chiamato la discoteca, può descrivere la situazione che ha trovato con parole sue? Allora, musica, luci, quelle che vengono definite soffuse, quindi non particolarmente elevate per quanto riguarda il tono, musica che non ho avuto modo di apprezzare se provenisse da qualcuno che in quel momento stesse strimpellando piuttosto che da un'apparecchiatura, e un clima di frastuono, se mi è possibile, tanto è vero che appunto, voglio dire, uno dei motivi per cui mi sono talvolta preoccupato, avendo io funzione di medico, era quello appunto di tutelare il Presidente anche dal, come dire, frequentare degli ambienti che potevano risultare non particolarmente sani dal punto di vista ambientale, quindi musica, frastuono, concitazione, in questo senso. Ma le persone cosa facevano? Niente di adesso io ecco, forse 30 anni che non frequento una discoteca, immagino che l'atteggiamento fosse appunto quello consono. Cosa facevano? Professore, si ricorda, si perché così se ho un ricordo suo. No, beh, adesso mi pare di ricordare, non è utile. Movenze del corpo in sintonia con quello che è il tono musicale, quindi fondamentalmente quello che può essere definito il ballo, piuttosto, adesso io non ho particolare attitudine ad apprezzarlo, ecco, però sicuramente era un avvicendarsi di situazioni di questo tipo.
Nulla comunque, voglio dire, che mi abbia particolarmente, diciamo, colpito, preoccupato sì, perché ripeto, spesso e volentieri mi è capitato appunto di, come dire, prescrivere anche dal punto di vista di quella che è semplicemente la tutela del ritmo sonno-veglia al mio paziente, come dire, di non eccedere, diciamo, nella permanenza in situazioni di questo tipo. Grazie. Prego. Grazie a lei. Possiamo licenziare il test? Grazie professore, buongiorno.